Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buongiorno a tutti i nostri amici dell'oroscopo. Anche oggi è tempo di andare a scoprire le curiosità, a scoprire le novità della giornata, come passeranno le prossime ore. Siamo pronti ad andare a capire un po' di più insieme alle nostre stelle, insieme all'oroscopo, insieme a Radio.0 e insieme a me, Maria, sempre carica, pronta ad accompagnarvi anche oggi con tutte le curiosità. Partiamo subito con i nostri 12 segni, andiamo a scoprire di più. Ariete, eccoci da voi. La Luna in casa vostra, congiunta con Giove, oggi vi consiglia di usare la cordialità e tutto il tatto che avete per risolvere una questione decisamente delicata. Chiedere è lecito, rispondere, ricordiamolo, è cortesia. Se chiederete con parole gentili, però, dall'altra parte risponderanno, statene certi. Toro, per voi, anche se qualcuno riuscisse a sorpassarvi, non vi scomporreste affatto, non dareste spazio al nervosismo. Oggi no, prima o poi lo raggiungerete di sicuro, poi siete nel pieno della vostra forma. Conoscere i cicli della vita vi dà un vantaggio che molti non considerano importante, invece lo è, e anche più del previsto. Gemelli, eccoci, sotto l'influsso della Luna in Ariete oggi potreste essere più impulsivi, ma questo vi aiuterà a non farvi soffiare da sotto il naso affari molto importanti. Ottimi gli spunti con i quali intraprenderete una nuova attività, potrete guadagnare qualcosina in più ed ecco che vi spunta quel sorrisetto di soddisfazione, bravi. Cancro, voi vi scontrerete in questo giovedì con la testardaggine di un collega che proprio non vuole cambiare idea, nonostante gli dimostriate per filo e per segno che avete ragione, proprio vi va contro, per lui e no. Non preoccupatevi troppo comunque, lasciate fare al tempo, la verità prima o poi viene sempre a galla e voi questa volta siete certi delle vostre azioni. I nostri amici del Leone si dedicano oggi alla lettura di un romanzo. Vi aprirà, amici, le porte dell'immaginazione. Viaggiare con la fantasia vi porta a scoprire mondi lontani, carichi di nostalgia. Ecco, siamo in quel campo. Affrontate la possibilità invece di un colloquio di lavoro con tutta la calma del mondo, forti della vostra preparazione soprattutto. Dedicatevi con concentrazione. Vergine, amici, in queste ultime giornate dell'anno non dovete pensare che alcuni desideri siano irraggiungibili a priori, o sarete voi semplicemente a bloccarne il corso. Siete i primi a dare il via o lo stop ad ogni cosa. Dovete avere maggiore fiducia e in particolare in voi stessi. Prima della fine dell'anno dovete sistemare alcune faccende che non possono essere rimandate oltre. Ora è il momento giusto. Bilancia, siamo da voi. Per oggi sarà un po' più difficile esternare i vostri sentimenti per via, questa volta, dell'opposizione lunare. Preferireste quasi non mettervi in gioco, ma forse anche lì tendereste a sbagliare. Restate tra le retrovie senza andare all'attacco, infatti, ma così facendo vi perderete molte esperienze. Siete veramente pronti a fare questo passo? Scorpione, invece voi non vi sentite al riparo da possibili giudizi. Se non volete lasciare nulla al caso, puntate alla perfezione. Duro traguardo da raggiungere, ma non irraggiungibile. Potete adattarvi a molte situazioni, ma non a tutte. C'è un limite oltre il quale non volete andare, ed è anche giusto così. Sagittario, ultime giornate dell'anno che vi vedono molto ispirati, sia nel lavoro che in casa. Volete sempre aggiungere il vostro tocco creativo che non deve mai mancare. Merito questo anche della Luna in Ariete in questi giorni. Dimostrate agli altri che sapete divertirvi anche molto molto bene, anche mentre vi occupate magari di management familiare. Siete dei tipi multitasking, mettiamola così. Se dovete parlare invece voi, amici del Capricorno, di fronte a un bel pubblico, a molte persone, Mercurio congiunto con Venere vi darà una mano preziosa. Le parole saranno fluenti, accarezzeranno gli uditori, accompagnandoli, coccolandoli verso il vostro obiettivo. A qualcuno che non credeva nella vostra vena artistica, mostrate il vostro lavoro, lo lascerete di stucco. Acquario, presi da una moltitudine di interessi, voi rischiate di perdere di vista le cose davvero importanti, che invece non sono molte. Attenti quindi alla superficialità. Nella coppia in particolare non date mai nulla per scontato, l'altro infatti potrebbe fare altrettanto nei vostri confronti e tendereste a perdere quell'equilibrio che nel tempo con tanto lavoro avete raggiunto. E infine i nostri amici dei pesci, ultimi, ma diciamolo non per importanza. Prima di abbandonarvi a voi, la Luna vi dona rapporti armonici con Venere, Mercurio e Plutone, quindi pianeti per la maggior parte dalla vostra. Gli elementi per fare un figurone, quindi li avete davvero tutti. Dovete giocare bene le vostre carte. Se volete risultati più eclatanti, quello che dovete fare è un piccolo sforzo ogni giorno. Utilizzate la volontà. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle. Per il nostro oroscopo di questo giovedì è tutto. Noi ci ritroviamo domani sempre con tutte le novità. Noi vi aspettiamo. Un saluto a tutti amici, grazie per essere stati con noi, una buona giornata e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0